Un Veneto martoriato dal maltempo. L'ha definito così il governatore Zaia, che insieme all'assessore regionale Bottacina ha incontrato il capo della Protezione Civile nazionale Borrelli. Qui la situazione è particolarmente pesante, lo è stata, speriamo che siamo sulla via della risoluzione delle problematiche, soprattutto le criticità, le preoccupazioni per i corsi d'acqua che potevano esondare, quindi stiamo andando bene e speriamo che presto possa passare questa ondata di maltempo e di piena dei fiumi veneti. Bisogna fare un piano strutturale per la prevenzione, soprattutto pulizia dei fossi, manutenzione del territorio. Io ho visto nel corso delle mie visite di questi giorni purtroppo una situazione diffusa, Sicilia, Calabria, Puglia, ovviamente adesso le regioni del nord. Bisogna lavorare per la messa in sicurezza del territorio e permettetemi di dire, perché noi ci occupiamo anche e soprattutto di prevenzione non strutturale, bisogna lavorare per la prevenzione, per la conoscenza dei rischi. Molte persone si sono messe a repentaglio in occasione di questo evento. Belluno, la provincia più colpita, e ora l'attenzione maggiore è sui fiumi, il Piave in particolare. Quindi danni inimmaginabili e danni che andremo a quantificare. Quindi l'appello che faccio a tutti i cittadini è di raccogliere più materiale fotografico che hanno e portarlo ai loro sindaci. E ovviamente la conta dei danni la si fa, anche se in maniera informale all'inizio, in maniera tale che il sindaco mi porti una pratica poi che abbia un conto comunale. Tutti i fiumi principali sono monitorati fin dalle prime ore perché ovviamente sapevamo che l'evento era particolarmente intenso, quindi c'è stato lo spiegamento delle forze sia regionali che della protezione civile e quindi tutti i fiumi vengono costantemente monitorati perché l'evento e i colmi di piena ancora non sono totalmente transitati. L'esperienza del 2010 è servita al Veneto, che si è attivato per realizzare opere in questi anni. Abbiamo capito come bisogna fare però, abbiamo capito che le previsioni sono fondamentali. Vi ricordo che noi già lunedì chiedevamo di chiudere le scuole e attivavamo la protezione civile nazionale anche quando c'era qualcuno che diceva che stavamo esagerando. Dall'altro poi le opere, 411 milioni di euro di opere che abbiamo portato avanti in questi 8 anni hanno fatto la differenza. Qualcuno potrà dire, vabbè, ma cosa hanno fatto? Vi dico solo che nel 2010 ha piovuto di meno, c'è stata meno pressione dell'evento atmosferico e abbiamo avuto 32 sfondamenti arginali, gli argini si rompevano, sembravano fatti di crema, non più di solidi. E in questa invece ondata di maltempo, più pioggia, più pressione dell'evento atmosferico, nessuna rottura arginale, gli argini hanno tenuto perché? Perché abbiamo tutti rinforzati. Cosa ci si deve aspettare nelle prossime ore e poi anche nei prossimi giorni? Ma adesso ci sarà qualche ora di tregua e poi ci saranno ancora piogge. Sono stimati 100 mm per la giornata di giovedì, sono pochi in assoluto, però considerando la situazione che c'è soprattutto nel bellunese siamo preoccupati.